per attivare il microfono, Come? loro devono poi attivarsi Il microfono, cioè. certo. Allora, buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione a questa conferenza stampa che introduce una importante iniziativa nell'ambito del territorio veronese, si svolge ad Illasi, la Corillasi 2024, giunta alla sua 17ª edizione quest'anno, quindi un appuntamento, dicevo, importante, un appuntamento storico perché dopo 17 anni, ma soprattutto la grande partecipazione che è cresciuta annualmente da parte ovviamente delle persone che aderiscono a una giornata che poi gli organizzatori spiegheranno si svolgerà in due momenti distinti, ha l'obiettivo, dicevo, di introdurre in una iniziativa sportiva elementi quali la socialità, elementi quali ovviamente la promozione sicuramente dello sport, ma anche la storia e la bellezza di un territorio che come dire, ospita a braccia aperte oltre 10.000 partecipanti, perché questo è il numero delle ultime edizioni, e che sicuramente per il prossimo 1° marzo e 10 marzo vedrà coinvolti sicuramente ulteriori e ci auguriamo ancora più partecipanti, perché ormai il trend di crescita è un dato oggettivo e qui speriamo che quindi anche per questa 17ª edizione ci sia la stessa e lo stesso entusiasmo. Dicevo, un percorso che un'iniziativa anzi che vede oltre 10.000 partecipanti, vede 3 percorsi che inizieranno domenica 10 marzo con la gara competitiva e la non competitiva, perché è un percorso che ha la possibilità e dà la possibilità alle persone sia sportive ma anche le meno sportive di potersi cimentare in una passeggiata o una corsa propria, ovviamente discrezionalità, in un percorso che ha diverse anche distanze, si parte dai 7 per arrivare ai 12-19 km e inserito all'interno anche una corsa competitiva invece di 10 km, il famoso trofeo Otica Love. Il tutto verrà, come dire, anticipato il venerdì 1° marzo da una camminata, camminando oltre la disabilità, che diciamo, il gruppo Marciatori Valdillasi, che sono gli organizzatori, insieme alla cooperativa sociale Monteverde Onlus, hanno iniziato un percorso, dicevo, di avvicinamento alla Corillasi con un carattere sociale e di promozione allo sport, in particolare con riferimento alle persone che hanno disabilità. E quindi ci sarà questa giornata il venerdì 1° marzo, dove appunto i ragazzi delle scuole elementari, le scuole medie, adotteranno un loro coetaneo che ha ovviamente difficoltà motorie, ha difficoltà legate ovviamente all'abilità, e quindi lo adotteranno e insieme percorreranno questo tracciato, questo percorso che ovviamente ha una connotazione sociale importante, ma è anche far capire come insieme si può anche, grazie allo sport, dare la possibilità a tutti di poter rendersi partecipi, sentirsi parte integrante ovviamente insieme ad altri coetanei di una bella iniziativa, e ancora una volta dimostrazione di come lo sport riesca a, come dire, abbattere ogni limite e ogni barriera architettonica, non solo fisica, ma anche ovviamente sociale e anche morale e valoriale. Io ora lascio la parola, ringrazio ovviamente per aver accettato questa
presentazione qui a Palazzo Ferrofini. È una manifestazione molto sentita sul territorio, è una delle manifestazioni che il Veneto ovviamente decide di sostenere anche con l'appoggio morale, perché ovviamente è una manifestazione, come dicevo prima, che mette insieme sport, sociale, bellezza del territorio e storia. E credo che gli oltre, se non sbaglio, 400 volontari che lavorano in una giornata così intensa è proprio a significare che c'è una grande partecipazione di comunità, e questo credo che sia un orgoglio ovviamente per l'amministrazione comunale, che poi inviterò qui il sindaco a chiusura, ringraziando ancora per essere qui oggi. Allora do la parola subito a Lorenzo Domenico, che è il presidente del gruppo Marciatori Valdillasi e quindi il padrone organizzatore, diciamo, della Corillasi. Grazie. Il nostro consigliere regionale ha spiegato molto bene quello che succede. In realtà io posso solo sottolineare alcuni aspetti. Uno riguarda appunto l'Aspettando la Corillasi, che è l'11ª edizione, quindi 11 anni che la facciamo, dove mettiamo assieme le scuole primarie e secondarie della Vallata, gli ospiti della cooperativa Monteverde, poi qui abbiamo il vicepresidente che ci dirà qualcosa, e le case di riposo, quindi anche quest'anno hanno aderito circa una ventina di persone delle case di riposo, che magari sono in carrozzina, però va bene. Ecco, l'intento di questa manifestazione è di educare i ragazzi delle scuole ad adottare un loro coetaneo con abilità limitate ed insieme percorrere un tracciato adeguatamente strutturato col fine di sensibilizzare e avvicinare i giovani normodotati al mondo di chi vive una normalità limitata ma altrettanto ricca di qualità e di gioia. Questo momento ha un forte valore non solo simbolico ma anche sostanziale di integrazione sociale. Sono previsti 2 percorsi, uno è di 2 chilometri senza barriere architettoniche, dove i giovani delle scuole vengono invitati a condurre le carrozzine o a portare per mano i ragazzi con difficoltà. Il secondo di 5 chilometri solo per i ragazzi delle scuole. Come in tutte le manifestazioni sono previsti dei ristori lungo i percorsi e finali, e alla fine viene donata dall'Ottica Love, quindi il nostro sponsor principale, molto sensibile a questo genere di cose. Qui abbiamo anche la rappresentante, la titolare dell'Ottica Love, la signora Patrizia Evangelista, che poi ci saluterà. Verrà donata una maglietta che l'abbiamo esposta lì, dove abbiamo appunto messo quella scritta davanti: camminiamo insieme oltre la disabilità. Verrà regalata a tutti i ragazzi partecipanti alla manifestazione. Questo è il 1° marzo. Qui c'è una nota da dire che purtroppo, causa tempo, proprio ieri sera abbiamo fatto una riunione, l'abbiamo sospesa, rimandata o al 16 o al 22 di marzo, ecco, perché purtroppo il tempo, avendo anche persone con difficoltà, non ci sembrava il caso di farli camminare in mezzo al fango, ecco, visto che le previsioni sono acqua per venerdì. L'altra manifestazione, quella più, diciamo, importante, non è vero, anche questa è importantissima, però più grande, diciamo, come partecipanti, è la Corillasi del 10 marzo. È nata 20 anni fa, però è la 17ª perché c'è stato un po' di pausa in mezzo, e era nata da alcuni amici e qualche centinaia di partecipanti. Nel 2019 siamo arrivati a 14.000 presenze. L'anno scorso, dopo 3 anni di fermo, siamo comunque tornati a 10.000 presenze, quindi un bel numero. La forza di questa manifestazione, sottolineata anche da chi mi ha preceduto prima, nella consigliere regionale, è proprio la collaborazione di tutte le associazioni del paese, quindi dagli alpini all'Auser, al NOI, a tutte praticamente. E con queste associazioni e oltre 300-350 volontari distribuiti sulle piste e ai ristori, siamo riusciti a mettere assieme tutte le associazioni del paese e a darci tutte una mano, e lo fanno, dico la verità, con molto spirito di iniziativa e con molta collaborazione. Questa manifestazione si svolge su 3 percorsi, 7, 12 e 18, 7 ristori sui percorsi dove distribuiamo principalmente i prodotti locali,
Poi all'interno di questa manifestazione c'è la gara competitiva Trofeo Ottica Love, e anche quella fa parte sempre della stessa manifestazione del 10, e alla fine per tutti i gruppi vengono distribuiti degli omaggi sempre con prodotti locali e prodotti del nostro territorio, olio, vino e queste cose qui. Lo sponsor principale di questa manifestazione, mi preme sottolinearlo, è sempre l'Ottica Love, che ci vuole sempre bene da tanti anni. Grazie, ho finito. Grazie allora a Domenico per questa esaustiva presentazione, e quindi adesso, visto appunto il rimando anche in termini di calendario, ahimè a causa del brutto tempo, lascio la parola ora a Giovanni Soriato, che in rappresentanza della cooperativa Monteverde Ollus, appunto organizzatore di questa camminata oltre la disabilità, che per quanto verrà rimandata, ma sarà sicuramente un appuntamento importante. Certo, grazie. Allora, Monteverde, cooperativa sociale, opera da 38 anni in Val di Lasi e collabora, diciamo, fin dalla nascita, fin dal primo anno, con Aspettando la Corrillasi, appunto questo evento che vuole essere un momento di socializzazione per le persone con disabilità che noi ospitiamo ogni giorno nei nostri centri, in particolare il centro diurno di Badia Calavina, dove ospitiamo 60 persone. Un momento importantissimo appunto di socializzazione, di integrazione con i ragazzi delle scuole del territorio, scuole primarie e secondarie di primo grado, e anche con gli anziani. Quindi diventa veramente nella vallata un momento importantissimo di fusione di tutte le realtà sociali che trovano Aspettando la Corrillasi un momento di espressione, di convivenza, di socializzazione che è importantissimo proprio per le persone con fragilità. Ecco, questa attenzione per le persone con fragilità è proprio una caratteristica che l'organizzazione della Corrillasi si è data già da 11 anni e che diventa un momento veramente importante per tutte queste persone. Monteverde, diciamo, si occupa da 38 anni di disabilità, di minori, di famiglie, di persone fragili, e opera sul territorio, diciamo, con una volontà di dare sempre risposte immediate possibilmente a tutti i bisogni che emergono. In particolare, diciamo, oltre alle persone con disabilità, ci occupiamo appunto di minori, di adolescenti che in questi ultimi anni, soprattutto in seguito alla pandemia, hanno avuto anche dei grossissimi problemi. In particolare parlavo prima con il sindaco di Lasi, il ritiro sociale, che è stato un fenomeno forse sottovalutato dai mass media, ma che è stata una vera emergenza in seguito alla pandemia, che ha fatto ritirare in camera moltissimi ragazzi adolescenti con il fenomeno cosiddetto degli hikikomori, no? Questo ritiro sociale, al quale noi abbiamo dato una risposta immediata predisponendo un servizio di consulenza, per dire, con un'equipe di psicoterapeuti che hanno seguito questi ragazzi fin dall'inizio e li hanno portati poi al reinserimento a scuola e al reinserimento sociale. Ecco, tornando alla Corrillasi, diciamo, questo è veramente un progetto che dà forza alla prevenzione, unendo le forze sociali del territorio. Diventa uno stimolo per i ragazzi delle scuole, un momento educativo importantissimo. Ecco, perché toccano con mano i loro, come dire, coetanei con disabilità, toccano con mano, avvicinano gli anziani, e quindi questi mondi diversi si uniscono in questa manifestazione in un modo stupendo e in una cornice meravigliosa, appunto, sia anche dal punto di vista ambientale. Grazie quindi a Giovanni e anche a Domenico.
Adesso inviterei qui a prendere parte a Patrizia Evangelista e al sindaco ovviamente Emanuela Ruffo, una a destra e qui una a sinistra, per completare questo appuntamento di presentazione. E ricordo che la Regione Veneto nella legge 8 del 2015, che è proprio la legge che promuove la programmazione delle attività sportive, c'è proprio una finalità ben chiara, che è quella della promozione sportiva per le persone con disabilità, specialmente coinvolgendo le scuole. Quindi io credo che nell'ambito della camminata che ha raccontato prima benissimo Giovanni, possano esserci anche tutti i requisiti perché la Regione Veneto possa anche da questo punto di vista esservi al fianco. Detto questo, lascio la parola quindi adesso a Patrizia Evangelista e la ringrazio perché ovviamente sappiamo far parte storicamente di questa realtà, ma soprattutto l'organizzatrice della gara competitiva. Certo, grazie. Sono presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Giancarlo Biasin, che da 50 anni a Illasi organizza gare, fa corsi per i bambini ed è radicata sul territorio. Però volevo porre l'attenzione un po' sulla genesi della Corillasi, perché è nata dal sogno di un gruppo molto piccolo di persone, come spesso avviene agli esordi. E questo piccolo gruppo ha creduto veramente in quest'idea e man mano si è consolidata aggiungendo delle iniziative come questa di Aspettando la Corillasi, e l'idea di fare una competitiva è proprio nata da questo piccolo gruppo, che veramente all'inizio erano pochissime persone, poi con la tenacia, con l'intuito, l'intelligenza e anche tanti sacrifici di tempo, hanno veramente realizzato questo miracolo, diciamo, perché si è veramente dopo 20 anni consolidata come un evento importante per tutta la Valle, anche per la provincia di Verona e anche da fuori provincia. Da un componente soprattutto è nata l'idea di dire: ma perché non uniamo nel giorno della Corillasi anche un evento veramente di alto livello atletico? E così è nata l'idea di fare una 10 chilometri competitiva, proprio incastonata nella giornata. Quindi da una parte ai Lasi ci sono tutti questi gruppi colorati, famiglie, eccetera, e dall'altra questi atleti pronti per la partenza, lo sparo, che corrono per le vie. Veramente il Lasi quel giorno si colora di gioia, di sport, insomma. E diciamo, detto questo, che per rendere giustizia, per dare risalto veramente ai pionieri, detto questo posso dire che la competitiva, che sarà la 11ª quest'anno, diciamo c'è la volontà sia da parte del Biasin che da parte dello sponsor di far arrivare atleti di spicco, aumentando il montepremi e cercando quindi di far arrivare un numero di atleti più alto e anche qualche eccellenza dei lunghi percorsi. Non ho molto da aggiungere, ecco, diciamo che anche lo sponsor che è stato coinvolto da questo, siccome parlo anche in nome come sponsor, questo piccolo gruppo ha agganciato lo sponsor e siamo andati avanti insieme. Ed è per quello che ho parlato di miracolo, perché quando un'associazione nasce e ci sono dei volontari che si sacrificano, e veramente per la Corillasi sono tantissime persone che partecipano, per me è sempre un miracolo. Ecco. Grazie anche di questa bella testimonianza storica, insomma, che fa capire quanta umanità e quanta passione ci sia dietro, e quindi ovviamente credo che Emanuela Ruffo, sindaco di Illasi, sia davvero contenta, ma soprattutto ovviamente l'attività che l'amministrazione sta facendo è di continuo incentivo anche iniziative importanti come queste in un territorio, ricordiamo, di una bellezza non indifferente, perché insomma anche il percorso stesso, che è pianeggiante, un sali e scendi continuo, dà la possibilità di vedere la bellezza di questa vallata da prospettive proprio diverse. A te.
Grazie Alberto, innanzitutto un ringraziamento per averci accolto questa mattina in questa occasione che è molto importante per il Comune di Illasi, ma soprattutto per gli organizzatori di questa manifestazione, che in questo modo hanno anche la possibilità ad ampio raggio di presentare quella che è l'attività che verrà svolta ad Illasi tra il 1° e il 10 di marzo. Il Comune di Illasi assolutamente sostiene questa iniziativa e la supporta non solo per la grandezza della manifestazione, perché possiamo dire che la manifestazione principale che coinvolge il Comune di Illasi, oltre che, mi sento anche di dire, la Vallata, proprio per i motivi che stavi dicendo adesso tu in chiusura, perché effettivamente raccoglie interesse anche per i comuni che stanno e che circolano, diciamo, intorno al Comune di Illasi. È una grande manifestazione non solo per i numeri, mi sento di dire, ma anche per i messaggi che riesce a veicolare. Questo è uno dei motivi per cui il Comune di Illasi dà il patrocinio a questa iniziativa e il supporto anche logistico nel limite ovviamente di quello che un'amministrazione pubblica riesce a fare, proprio perché ne supporta e ne accoglie quelli che sono i grandi principi, i grandi messaggi che riesce a dare. E se vogliamo riassumerle anche in chiusura, per dare anche un significato istituzionale, se vogliamo, a questa iniziativa, il primo grande messaggio che la Corillasi sa portare è quello della promozione del territorio, perché non solo durante la manifestazione si ha la possibilità di conoscere quelli che sono i prodotti, i tesori che Illasi a volte nasconde, ma che piano piano sta cercando di far emergere, ma allo stesso tempo promuove anche veramente un territorio tutelato da vincoli paesaggistici, che ci consente oggi, grazie ad un percorso iniziato anche qui tanti anni fa nella pubblica amministrazione di Illasi, che consente oggi veramente di avere un tesoro paesaggistico che ci fa godere di un territorio meraviglioso, che ha una natura rurale prettamente, ma che allo stesso tempo può avere una forte vocazione turistica, e quindi poter passeggiare nei 3 circuiti descritti prima anche dal Presidente Lorenzi consente veramente di godere di un grande bene che è immateriale, che è il paesaggio, ma che però ci può dare veramente tanta soddisfazione. Il secondo grande messaggio che porta la Corillasi e che il Comune accoglie è quello proprio della vicinanza alle giovani generazioni, lo dicevamo poco fa, nell'insegnare loro la bellezza dell'attività anche fisica, quindi il benessere fisico legato all'attività sportiva, ma anche a quello dell'avvicinarsi alle fragilità, ai ragazzi con disabilità, e sicuramente questo è un altro grande messaggio che come Comune vogliamo supportare e portare avanti. Il terzo grande messaggio, per me come sindaco l'ho tenuto in fondo, ma credo che sia veramente una parte a cui siamo anche noi come amministrazione molto affezionati, è proprio quello del movimento e del motore che è legato dietro alla Corillasi. Si faceva riferimento prima ai 400 volontari che lavoreranno, che hanno già iniziato a lavorare, ma che lavoreranno alacremente proprio a ridosso della manifestazione. Quella, posso dire, è l'orgoglio più grande per un sindaco, perché vedere che una comunità si muove seguendo i messaggi che vi ho descritto poco fa e che noi abbiamo raccolto nel dare il patrocinio è veramente significativo, perché significa far propri questi messaggi e poterli veicolare insieme facendo squadra, perché questo è il modo migliore, secondo me, per ottenere anche i piccoli risultati che ci prefiggiamo. Quindi grazie ancora per l'invito e aspettiamo ovviamente tutti alla Corillasi. Allora, grazie Sindaco, e ovviamente i complimenti a parte nostra non possono che essere sentiti, e a tutti voi per aver partecipato a questa conferenza, ma soprattutto per dare ancora una volta ad un territorio molto importante in tutta la Val di Illasi, ma in tutta la provincia di Verona e anche nel Veneto, a un appuntamento così bello e così sentito. Ricordo che la manifestazione è inserita nel calendario provinciale, nazionale e internazionale della Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti, oltre che dell'Unione Marciatori Veronesi, e la competitiva anche inserita quest'anno nel circuito Verona con la corsa. Spero di aver ricordato tutto anche dal punto di vista proprio tecnico. Infine ringrazio, e sono convinto che su questo possiamo farlo insieme, il tuo vice sindaco, perché Michele Tajoli ha fortemente voluto portare la Corillasi qui in Laguna, qui a Palazzo Ferrofini, per far capire e conoscere come ovviamente queste iniziative siano davvero un patrimonio di cui il Veneto deve andare orgoglioso, e quindi da veronesi non possiamo che portare in quel del Veneto un appuntamento davvero importante e davvero unico nel suo genere, proprio perché c'è davvero una collegialità di coinvolgimenti che credo siano, insomma, il bello del sano sport che si deve fare. Poi quando si fa sport noi siamo tutti contenti, perché qualche soldino in sanità lo risparmiamo. Detto questo, grazie a tutti e buona giornata. Grazie.